Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di alcuni libri che l'esoterista che è nel cammino spirituale, nel cammino della ricerca della verità, non può non avere nella propria biblioteca. Io ho già parlato del libro di Hildegarda, che è un bellissimo libro di radionica, no? Introduzione alla radionica praticamente magica, in cui ho partecipato anch'io con un altro nome, al tempo mi chiamavo Mosbit, ma questa è un'infarinatura proprio i piccoli passi. Ma ci sono alcuni che hanno già un'infarinatura maggiore e vorrebbero e mi hanno chiesto qualcosina di più corposo, più pastoso. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda. Se non lo conoscete ancora, andate su YouTube e iscrivetevi a Hildegarda, iscrivetevi al suo canale, perché vi ricordo che alle 21:30 del lunedì e del venerdì fa le sigle interattive gratuite. Invece il mercoledì c'è il Maria Veneziano e Hildegarda alle 21. In più vi ricordo che qui sotto il link in descrizione per raggiungere il sito capitano.altrevista.org, dove abbiamo 20 ebook di radionica radiostesia con tanto di spiegazioni e circuiti, e anche di chiriologia, lettura della mano. Ne ha fatti Marietto Veneziano e ne hanno già scaricati più di 150.000, e il vostro Marietto Veneziano ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Vi ricordo anche che abbiamo una sezione shop dove si possono comprare, ad esempio, il ciondolo, questo bellissimo ciondolo, che è un ciondolo molto particolare che ha delle proprietà magiche. È un talismano muleto, costa 150 euro più le spese di spedizione. In più vi ricordo che stiamo rilanciando un gruppo su social, su Facebook, del titolo Radionica Radiestesia Teologia del Mitismo. Siamo più di 1430 amicizie e stiamo crescendo, ci farebbe piacere se tu unisci anche tu a noi, e qui sotto il link in descrizione. Poi abbiamo anche Telegram, questo è un work progress e stiamo crescendo anche lì. Bene, adesso parliamo un po' di questi libri. Ma perché i libri sono importanti? I libri sono importanti perché oltre alle pillole del vostro Marietto, oltre alle pillole di Hildegard che sono gratuite, bisogna anche avere del materiale didattico su cui studiare. A me mi hanno parlato di questi libri praticamente quando avevo 5-6 anni, che non erano ancora stati stampati, no? E non tutti possono acquistare questi libri perché ci sono dei cancelli, delle porte che impediscono l'acquisto di questi libri qui. Alcuni di questi libri, non solo questi due, ma molti altri libri, sono dei libri che praticamente solo i veri esoteristi che sono nella cerca della verità possono permettersi di avere, ovvero i soldi ce li hanno, potrebbero anche in teoria comprarsi tutta la casa editrice, ma non hanno il grado spirituale e il grado vibrazionale di poterseli acquistare, no? Allora, uno dei massimi scrittori eh, o editori esoteristi a livello mondiale, sto parlando, no? Sto parlando di personaggi importanti. Noi in Italia, ad esempio, abbiamo la famiglia Rendel, famosissima, importantissima sotto il profilo esoterico, magico, medianico. Abbiamo i Pierini, Pierluca Pierini, che è uno dei grandissimi dell'esoterismo. Pensate che ha una biblioteca di 14.000 libri unici, pezzi rarissimi. Abbiamo Sebastiano Fusco, un grandissimo traduttore, quello che ha tradotto anche i libri di Franz Bardon, e tanta saggistica e tanta materia esoterica, no? Abbiamo anche Ruggero Moretti, un grandissimo del pendolino. Abbiamo Hildegarda fra di noi, che è una grandissima esoterista. Abbiamo grandissimi nomi di spicco, Maiorca, ad esempio, Stefano Maiorca, che è un grandissimo. Abbiamo avuto Pierluca, abbiamo avuto, scusate, mm, Zamperini, ne abbiamo tanti, 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 ma che ci invidiano tutto il mondo. Bisogna ammetterlo, in Italia abbiamo degli uomini di spicco. E oggi vorrei parlare di due libri che hanno fatto, cioè hanno uno Sebastiano Fusco e l'altro di Pierluca Pierini. Vi ricordo che Pierluca Pierini è anche una casa editrice, invece Sebastiano Fusco per la maggior parte dei suoi libri si basa sulla Venezia Editori. Quindi il libro più, diciamo, di base che dovrebbero avere tutti gli esoteristi in erba, cioè che sono passati dalla radionica all'esoteria, e che parla di magia evocatoria,
evocatoria, non invocatoria, evocatoria di una magia forte, una magia potente, ecco, questo qui è la chiave di Salomone, magia evocatoria di Sebastiano Fusco, ed è questo libro qua. Mm. Ne ho già parlato in altre pillole, ma vorrei farlo ribadire ancora perché è un libro molto, molto completo, cioè il più completo che sia mai stato scritto a livello mondiale da uno dei più grandi conoscitori della materia salomonica, cioè Sebastiano Fusco, no? In questo libro che costa 29,50, 29,50 euro, ci sono tantissime conoscenze, tantissime spiegazioni scritte in modo potabile che possono attingere a tutti, in modo semplice, in modo che le persone capiscono l'importanza dell'esoterismo e penso che le persone che iniziano, dopo la radionica e le varie pillole delle vostre medicine, non possono non avere questo bellissimo libro. Vi ricordo che lui ha tradotto anche i libri di, come si dice, di Franz Bardon, ad esempio il Mago Frabrato, è stato lui che ha introdotto e ha portato in Italia la conoscenza di Franz Bardon. Quindi, grande Sebastiano Fusco. Poi abbiamo un altro personaggio, appunto, di cui prima parlavo, e che ha fatto questo bellissimo libro, è Pierluca Pierini. Pierluca Pierini, uno dei grandissimi, no? Uno dei più grandi divulgatori a livello mondiale. Noi stiamo parlando dei pesi massimi a livello mondiale, di persone che ne nascono una volta uno ogni 6.000 anni, sono dei personaggi che nel loro ambito sono veramente delle eccellenze a livello mondiale. E in questo libro qua, il libro magico dei sette draghi, vedete? Guardate bene, questo libro qui costa sui 75 euro, 80 euro, no? Chiaramente è un libro corposo, importante, che parla di geni, di forze, no? Queste però sono invocatorie, quindi però per iniziare io consiglierei questo libro qui, vedete questo libro qui di Sebastiano Fusco, ha più di 378-380 pagine, è scritto in un modo semplice, abbordabile per tutti. E poi dopo un passaggio importante è questo libro qua. Questo libro qui non tutti, ve l'ho spiegato, possono acquistarlo per il semplice fatto che ci sono dei cancelli spirituali davanti alle persone che hanno il diritto, hanno la qualità e hanno la forza di poterlo acquistare. Già averli in casa, anche se non si leggono, è un segno importante che sono delle persone che hanno una certa qualità animica vibrazione. Bene, io penso di aver detto tutto per questa piccola, come si dice, introduzione a questi libri che sono importantissimi, soprattutto questi periodi in cui abbiamo bisogno di persone che si avvicinano all'esoterismo e possono divulgarlo, possono aiutare gli altri, perché, come diceva il mio vecchio, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Bene, cari amici, vi ricordo che se volete una consulenza, qui sopra vedete il numero, in Telegram potete contattarmi per 20 euro, 45 minuti, sibille, terologia, insomma tutto quello che viene in mente, astrologia e radionica. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.